Presentato stamani alla Valle dei Templi di Agrigento presso il Museo San Nicola il progetto di Odoros, un tesoro da scoprire per amare il territorio. Quest'estate chi arriverà in Sicilia potrà scoprire il marchio di Odoros, l'unico che ha messo a sistema prodotti nati nel parco della Valle dei Templi, ma troverà anche un paniere di prelibatezze declinato nei siti turistici come completamento elegante di percorsi slow di riscoperta del territorio. Il prodotto è il risultato finale di un progetto che ci vede coinvolti da più di 15 anni, che non è altro che il racconto di una storia, è quello che ci preme soprattutto portare avanti come progetto. Il racconto di una storia che è lunga 2600 anni, di terreni che sono passati da un esproprio generalizzato a una valorizzazione che tiene conto delle risorse di questo territorio, che lo voglio sempre ricordare è sia archeologico ma che anche paesaggistico. Questo binomio sono due azioni che si compenetrano tra loro, di Odoros è questo progetto, ma non è la mera produzione di quello che traiamo da questi terreni in cooperazione con i nostri gestori. È il racconto di una storia meravigliosa, e noi siamo orgogliosi di essere custodi di questa storia che vorremmo far conoscere, e oggi è uno dei primi appuntamenti. Seguirà poi con la inaugurazione di Casa Barbadoro, che sarà la location dove si racconterà questa storia. Direttore, ecco, come si ci avvia questo Covid che sta piano piano scemando? Quali sono le azioni vostre anche da un punto di vista promozionale per tutto quello che fate? Noi non ci siamo mai fermati, è ovvio che il Covid in questi anni ha un po' frenato le nostre risorse, ma devo dire non la nostra attività, che è stata a 360 gradi su tutta la provincia. Lo è stata perché abbiamo avuto anche risorse fuori dallo sbigliettamento, e ci vede protagonisti sia nella valorizzazione delle aree che nell'approfondimento scientifico. Voglio solo due casi ricordare: il rapporto con l'Università di Bologna, il quartiere ellenistico romano, con preziosi ritrovamenti, e il lavoro degli edifici pubblici Giunone e con la Normale di Pisa. Quindi non solo approfondimento scientifico, ma approfondimento culturale e di valorizzazione. Stiamo lavorando perché speriamo che questa pandemia quest'estate sia ancora più attenuata rispetto alla scorsa estate. I numeri ci sono, stanno cominciando a esserci. L'anno scorso in questo periodo eravamo chiusi, questa è già una buona notizia, il fatto che siamo stati aperti anche in questi primi mesi invernali, e lavoreremo per offrire ancora ai nostri visitatori sia delle aree bene conservate che progetti culturali validi. Direttore, il vedere la valle piena di mandorli evoca ricordi di una sagra del mandorlo in fiore che da diversi anni non si fa. Ecco, in tal senso ci può dire qualcosa sulle novità? Ci sarà qualche evento particolare? Insomma, ci dica qualcosa in merito. Il festival, così come lo avevamo concepito e realizzato negli ultimi anni, purtroppo non si è potuto fare, perché è evidente che l'attuale sistema di pandemia ha frenato tutte le lavorazioni, però non da ora, ma abbiamo già un progetto un po' diverso, dove il mandorlo è l'inizio, continua, diciamo, in una ragionata sistema culturale che vede la valle il fulcro da dove nasce questo festa culturale, che poi viene, diciamo, spalmata per tutto il territorio. Stiamo lavorando a una progettazione molto più lunga, che non sarà solo i primi 10 giorni di marzo, ma che accompagnerà questo territorio sino all'inizio dell'estate, in una festa, chiamiamolo così, gioiosa, che tenga conto anche della primavera inoltrata. Il Parco Valle dei Templi, con questa iniziativa del progetto di Odoros, chiaramente dà lustro a quello che è il nostro territorio. Il pensare di inserire all'interno della fruizione turistica e culturale della nostra città di Agrigento anche un'esperienza
in questo caso alimentare, con le marmellate, no? Con le confetture, il vino, l'olio locale, è un importante segnale che si dà al turista che viene ad Agrigento, anche per provare quelle che sono le esperienze appunto enogastronomiche, quindi il sapore, il gusto e l'arte della cultura che saporiamo in tutta la nostra città, partendo dalla Valle dei Templi per poi continuare nel centro storico. Importante da un punto di vista anche turistico il coinvolgimento delle strutture ricettive, quindi all'interno appunto di alcune strutture con questo format che hanno ben pensato di fare il parco ci sarà la possibilità appunto di assaporare questi prodotti, e quindi ci sarà sempre un collegamento maggiore tra la valle, la cultura, la storia, l'arte e anche il gusto, che è importante. Le novità sono i succhi i prodotti a base di fico d'India, quindi succo di fico d'India, fiori di fico d'India e confettura di fico d'India. Tutti i prodotti a base di agrumi, marmellate, scorze candite, polveri di agrumi e succo d'arancia. Le erbe aromatiche, che in valle molte crescono spontanee, e in questo momento abbiamo timo, alloro e rosmarino, arriverà anche il peperoncino e l'origano. E poi le creme dolci a base di pistacchio e mandorle. Il pane sì, ci sta lavorando, nel senso che l'idea è far recuperare parte dei terreni che ci sono ancora liberi al parco, impiantare grani antichi e produrre pane e pasta.